Ha ricevuto un SMS sul cellulare che lo informava di un anomalo accesso sul suo conto corrente bancario. Ha risposto ed è scattata la trappola. Un professionista 45enne veneziano ma residente a Treviso è finito nell'ennesima truffa online, ma questa volta ben architettata, alle spalle un'organizzazione. Sì, c'è un'organizzazione, purtroppo non è il solo caso di cui veniamo a conoscenza, in qualche modo si riesce a simulare un contatto da parte della banca e insomma, si provocano danni anche molto ingenti, come in questo caso, pur se parzialmente è stata recuperata il maltolto. In pratica la vittima, dopo il messaggio, ha contattato il numero verde dell'istituto creditizio. Dall'altra parte del telefono però c'era un fantomatico funzionario. Ignaro del raggiro, il 45enne si è connesso con quello che riteneva essere il sito ufficiale della banca, per poi, dopo aver seguito passo dopo passo le istruzioni dettategli dal finto operatore, interloquire via telefono con un sedicente funzionario dell'istituto di credito. In qualche modo si fa rilasciare le credenziali e poi diciamo, può operare in questo modo, può diciamo, effettuare delle disposizioni sul conto corrente dell'interessato. L'uomo in pratica, seguendo le istruzioni ricevute e fornendo dati riservati, ha posto in essere una serie di transizioni bancarie spalmate su diversi codici IBAN, parte delle quali andate a buon fine per un totale di 98.500 euro e parte invece fortunatamente respinte per circa 50.000 euro. Il professionista si è accorto di essere stato truffato al termine della telefonata dopo aver contattato il suo vero referente in banca. Al professionista non è rimasto che denunciare tutto alla questura. Le indagini hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 11 persone. Si tratta di italiani, molti dei quali pregiudicati. L'appello del questore. Il dubbio bisogna farselo venire, bisogna evitare di fare operazioni e contattare, chiedere riscontro a un contatto sicuro presso il proprio istituto bancario.